dell'ondata di maltempo torna a preoccupare la frana di Canargo in Vallesina, a circa 900 metri di quota nel comune di Delebba. Da ieri infatti il sindaco ha emesso un'ordinanza di evacuazione per circa 150 persone. Quindi diciamo che potrebbe esserci uno smottamento e quindi ci sta la protezione civile, i vigili del fuoco che stanno cercando di capire se ci sarà oppure no. La frana si è mossa di diversi metri, fanno sapere i carabinieri, quindi diciamo è stata evacuata tutta questa zona a causa di questo smottamento, causato purtroppo da questo maltempo che è arrivato all'improvviso. Quindi ciao Andò, sì, sì, tutto bene, sì, sì. E quindi il sindaco Enrico Alberti ha fatto nella serata di ieri questa, diciamo, evacuazione di queste persone, di cui altre 250 nel comune di Andalo, quindi in effetti non ci sono feriti, ragazzi, no? È stata solo un'evacuazione in effetti, quindi diciamo si è ingrossato, diciamo, la frana, diciamo, si è mossata, si è mossa di diversi metri, fanno sapere, però ringraziamo Dio non ci sono vittime o altro. Le persone sono state portate in un'altra parte, quindi per adesso devono stare lì perché ancora c'è il pericolo che frani un altro poco, quindi non ci stanno, come ho detto già prima, nessun ferito, nessun morto, ringraziando Dio, solo un po' di paura giustamente, ma nulla di che. Quindi solo questo, diciamo, allarme, diciamo, di frane in Valtellina. Ciao Giuseppe, pure a te, buon weekend. Quindi il sindaco ha emesso solo un'ordinanza di evacuazione per queste persone. Buenos días, feliz de semana. Ciao, va bien. Ciao Giuseppe. Quindi ragazzi, al finale è stato solo un'evacuazione, nulla di che. Purtroppo quando incomincia a piovere, purtroppo qui ci sono gli smottamenti e cose varie, quindi le frane qui sono frequenti. Allora, signora incoronata, lo so che non sei incoronata perché io incoronata l'ho bloccata, quindi risparmiati di scrivere, perché incoronata quella originale è stata bloccata, quindi farò lo stesso con te, perché di fatti sei tu, già lo so, quindi ti saluto, ti nascondo dal canale come ho fatto con tutti i tuoi account e che farò sempre, quindi ti nascondo dal canale e quindi ciao ciao. Scusate ragazzi, purtroppo queste persone sempre si mettono in mezzo ogni volta e quindi devo bloccare queste persone che danno solo fastidio come sempre e quindi non so che gusto ci trovino, però purtroppo esistono anche queste persone così. Io faccio un argomento e questi si mettono a insultare persone, cose, quindi fate come me, bloccate subito quando vi offendono oppure vi molestano, perché non è giusto che si nascondano dietro a un computer oppure dietro un cellulare e danno fastidio. Quindi fate come me, bloccate subito. No, no, però Antonio, io so che la vera incoronata non scrive a quest'ora, sai perché? Lei lavora, capisci? Ciao Sonia, grazie, sì, sì. A Genova oggi il tempo doveva essere bene, invece nel tutto il nord un po' di maltempo, ma pure qua a Salerno, guarda, il tempo è incerto, quindi diciamo oggi è una giornata strana. No, l'ho bloccata di nuovo, Alessandro, lo so, lo so. Ma questo non sta bene, Alessandro, lo so, me l'hanno detto, sì, ma figurati. Guarda, quando scrivono i ragazzi sono gay, quando scrivono le ragazze sono, capisci? Quindi è una cosa normale oramai, sono quasi un anno a momenti, quindi non ci faccio più caso, quindi come vedo che incomincia a dire qualche cosa la blocco e basta, quindi adesso deve fare un altro account e bloccherò pure quello, quindi quando sei scocciata poi fa un account nuovo tutti i giorni, qual è il problema?
io ci metto un secondo a cancellarla, quindi a bloccarla. Perde solo tempo, quindi gliel'ho spiegato. Fai un account e lo blocco, fai un account e lo blocco, vediamo chi è più forte. Tanto io sono 2 volte che devo premere il dito lì. Sì, sì, lo so, Sonia, sì, ma non li... Ma sai che cos'è? Che non vogliono che stanno sul mio canale, capisci? Allora come incominciano a scrivere io li blocco e basta. Non lo voglio sul canale mio, gliel'ho detto 100 volte. Vai dove vuoi, ma qua sul mio canale lascia in pace tutti, lascia in pace me. E quindi fatti la tua vita, vai dove vuoi, ma lasciaci in pace. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata, spero che questa notizia sia stata di vostro gradimento, buon appetito. Sì, lo so, adesso me l'hanno detto, l'ho bloccata in tutte le maniere, credimi. Quindi non ti preoccupare, io tutti i messaggi che ha scritto su di se esce un messaggio su di te, io sono il primo a cancellarlo. Stanne pure certo, che io controllo tutti i messaggi, tutte le live, controllo cosa scrivono, quindi se offendono qualcuno che è un mio iscritto, ma anche se non lo è, io comunque cancello il messaggio offensivo sempre, quindi io tutelo quelli che mi seguono, quelli che, non che sono iscritti o non sono iscritti, quindi se ci sta un commento che a me non mi piace, che è offensivo, io lo cancello, quindi sì, sì, lo so. Va bene ragazzi, buona giornata, buon appetito a tutti e ci risentiamo sul canale più tardi.